differiti, hai visto, no? Il cellulare. Sto capendo il ragionamento qual è, che comunque le dirette non si possono più dare. Non me ne frega niente. Io le sto dando, che mi arrestano a venire a fare il caro. Ma non ho capito manco io, ho chiesto anche al presidente della Macomerese perché c'era quella che faceva di dirmi quanto vuole la federazione a loro, capito? Non ce ne frega niente, vai.
tutta vista Galtelli e le Nuorese. 50 secondi è iniziata, andiamo. Ci sono problemi con la linea, speriamo che non si blocchi proprio quando fanno il gol. Ci sono problemi con la linea, ma è successo stavolta. Vediamo che qualcosa non sta andando per della linea, è proprio un bel problema ai tempi della DSL, della fibra. Col 4G ancora siamo messi male. Punizione per la Nuorese, palla al centro. A tutta vista cerca di uscire fuori, ci è riuscito. Vista, palla indietro verso il portiere Ruglio. Rimessa per in tutta vista Galtelli. Con la linea sta dando i suoi problemi. La sto registrando, magari poi sarà mandato in differita, ma la differita non è la stessa cosa che mandare in diretta. Non c'è più linea. Nulla di fatto. Salvatore Ruglio. Non so, non c'è calcio d'angolo, perché c'era qualche giocatore fuori gioco, perciò ora hanno preso in avanti.
Nuorese in vantaggio. Nuorese in vantaggio 1-0. Al settimo minuto la Nuorese è passata in vantaggio per 1-0. No, anzi. Confermato il gol. Confermato il gol. Dopo le proteste dei giocatori di tutta vista, il gol è stato confermato. 1-0 per la Nuorese su tutta vista. Al settimo minuto la Nuorese è andata in vantaggio. Allora Albero, non comincia la rotta di coglioni, Non so cosa sia successo, l'arbitro sta riproverando qualcheduno. L'allenatore ricordo la Nuorese si trova in prima posizione a 2 punti dalla seconda l'Algheo, perciò deve a tutti i costi vincere se vuole conservare il primato. Bisogno di punti per rimanere, per tenere la categoria. Punizione con la Nuorese che è in avanti per tutta vista. Cazzo, cambia gioco! Poi per cambiare l'allenatore! Che giorno, cazzo! 10 minuti sono trascorsi dall'inizio del primo tempo. La Nuorese in vantaggio 1-0. Gol avvenuto al settimo minuto. Ah? Chi? Sì. La punizione della Nuorese.
E non piacque nella giornata. Parato del portiere Salvatore Ruio. Lascialo andare, chiama. Ancora palla al giocatore dell'Anorese. Sbagliato il passaggio. Abbassala, non puoi abbassare. Com'è? Non puoi abbassare. La costruzione è già un fischio. Ecco.
quel fischio era al telefono il signore che guardava la partita. Dai meta che deve decidere. Come ti ha visto l'arbitro quello ma andate a farvi friggere, vai. Sono trascorsi 19 minuti. Rimessa dal fondo. Di ritorno, sai? Così con la scalambara la risposta a tutto, la rabbia ti dà. Porca miseria, oh. Non si comprende nulla, sapete che non pensavo che è quella che è la porta. Tiro fuori. Storia che dà la stella, lui, Riccardo. Un deserto. Ora Giovanni Calao, palla al centro, non riesce a prenderla Luca Mameli.
ti che dare Punizione per il tuttavista Caltellì. E Andrea! Vai Simo! Punizione per il tuttavista. Qui ci sono zone in ombra. Mamma mia, P! Aprilo il pallone! Oddio, svegliati e esci, cazzo! E lui Carvalho giocando, vedi qui è tutto lo cazzo! Dai Simone! Oh no! Certo, veramente... Devi da dormire te la zicca. Bravo Darmi, andiamo per Cartellino. No, questo è nato perché stiamo facendo. Apri! Dai, capita, mister, capita, dai. Rimessa per il tuttavista. Rimessa per... Dai che a terra! Fagliela di Ricordo, siamo al 30esimo, con la partita in vantaggio per la Nuorese 1-0. Sfortunato il tuttavista, palla nella parte fortuna del tuttavista, molto fortunati quelli della Nuorese. In
fin dei conti, a parte il gol, anche l'Annurese non sta facendo niente di meglio del tutta vista. Anche se il giocatore mi è sembrato un po' fuori gioco. Calcio d'angolo, bella azione dell'Annurese. Annurese, salta molto fortunati, poc'anzi, palla all'incrocio dei pali, nella parte alta. No, ne pagano 12 minuti. Anche l'emblema rimessa per tutta vista dal Delhi. Ricordo il risultato: 1-0 per l'Annurese al 7° minuto, il gol dell'Annurese. Punizione per tutta vista, Galtellini. Ragazzini che quando li pare uno che si come lo diagonale invece che 40 minuti
Paolo va a tornare a pensare, no? Sì. Angolo Messa Pelé nella Norese. Siamo tutti concentrati a cuidarlo. Tutto da quel partito. No, a trotteggiato.
Esci che dal culo e cambia gli occhi! È modo! Cazzo, 22, non la bella, ma ne è bucato. Palla a lui! Bello guardate, bello guardate! Non la bella, Finisce il primo tempo. espresso. Ancora no, voglio vedere una cosa qua.
questo qua è troppo scuro. No. Oh, ma no, non è più quello, è che nessuno vuole partecipare. Ah? Sì, ma quelle non me ne frega niente più, di quelle là no. Il problema non è che anche questi, come si chiama, anche della società, non che ne impone sul binari, cazzo. Sul binari però per le spese. Bravo. Vedi? Oh, vedi, Andrea Pesce se la sta guardando, vedi? Il problema non sono più loro, il problema è che non si riesce a recuperare la somma per pagare le spese. Eh, ah? Sì, Andrea sì, però Andrea, semmai c'è questo problema che vogliono o non vogliono. Io posso dire, io lo faccio così, senza fine di lucro, però se metto la pubblicità non è più a fine di lucro, non è a fine di lucro, ma è che ci guadagno qualcosa. E allora la pubblicità non si mette più, capito? Insomma, alla fine non è che hanno fatto vedere chi sei, ecco la traversa, il portiere qualche parata la nostra, ma siamo pari, insomma. Ah? Beh, beh, quello sì.
Ecco, inizia il secondo tempo. Solito problema del sole. Saluto! Aspettiamo il fischio dell'arbitro per mandare avanti il cronometro. Inizia il secondo tempo della partita tra il Tuttavista Caltellì e la Norese. Cambio, entra il numero 14, io non ce lo elenco, non so che sia. Aspettiamo il fischio dell'arbitro per mandare avanti il cronometro. Questo rumore non si sente manco quando fischia. Ecco, si inizia. Angolo, anzi, angolo per Tuttavista Caltellì che deve recuperare un gol per portare in parità. C'entra, occasionissima, nessuno dei due giocatori attaccanti del Tuttavista sono riusciti a spingere il pallone. Però a quanto mi sembra che sia stato un giocatore della Norese da mandare fuori. Infatti un altro calcio d'angolo. Vediamo cosa succede. Ancora di un soffio ancora al Tuttavista. Il soffio ancora al Tuttavista. Rimessa sempre per il Tuttavista Caltellì. Arbitro, guarda il segnaline! Allora! Mettetevi d'accordo! È a terra! E punizione! Punizione ancora per il Tuttavista. Sembra che stia iniziando bene per il Tuttavista. No, ma quelli... Visto Toratica porta! Ho appena tutta giocata da 17. Punizione, si incarica il giocatore numero 19 Piras, Giovanni Piras, il mio omonimo. Ancora calcio d'angolo. Calcio d'angolo ancora per il Tuttavista. Ora palla al centro, nessuno dei giocatori prende.
nessuno riesce ad approfittare. Vista pareggiato il tutta vista Galtellì ha pareggiato. Giovanni Cadao ha incornato il pallone giusto. Uno a uno per il tutta vista Galtellì sulla Nuorese, 1-1. Squadre di nuovamente in parità. Ritornato in parità il risultato, segnato Giovanni Cadao, vero? Giovanni Cadao ha segnato. Ah? A 4 minuti dall'inizio del secondo tempo Giovanni Cadao ha portato in parità la sua squadra. Mi sembra che questo sia il suo secondo gol dall'inizio del campionato, in quanto è stato infortunato, ha mancato tantissime giornate. Il giocatore a terra. Punizione per il tutta vista Galtellì. In campo! Dai Fede! Il portiere si è lasciato entrambe lo sai. 2 secondi. stavo aggiustando il livello del cavalletto che non era granché dal cambio nella Nuorese. Entra il numero 24. Sette minuti sono trascorsi, calcio d'angolo per la Nuorese. In campo! Ah, meno male. Stavolta Nuorese ha ripreso il comando. Ha ripreso il comando, 2-1 per la Nuorese sulla tutta vista Galtellì.
Mamma mia, questa ombra. Rimessa per la Nuorese. Rivia di portiere del Tutta-Vista. Ammonito il numero 6, Mastio. Espungilo! Spinetta in campo! Da Rossano? Rossano! Rimessa punizione per la Nuorese. Vediamo chi si è incaricato del tiro, se è il 25 o il 10. Ecco il 25, palla al centro, respinge la difesa del Tutta-Vista, però ancora palla, ancora per la Nuorese. Il difensore fa di tutto, fa le straordinarie per uscire fuori dall'area. Attaccato, è stato respinto il tiro. Non ha agganciato Giovanni Cadao, una bella occasione sarebbe stata. Punizione per il Tutta-Vista.
cambiata poco. Sempre Piras che si incarica del tiro, batte la punizione. Al centro Giovanni Carau, purtroppo non è andato a buon fine, tiro fuori, nulla di fatto. Tuttavista non ha saputo approfittare di questa punizione per rendersi pericoloso in aria. Un'altra punizione. I giocatori dell'Anorese stanno diventando un po' fallosi. Ancora una punizione e ammunizione per i giocatori dell'Anorese. Un'azione per tutta vista, vediamo cosa ne esce fuori. Una posizione buona. Sembrava dentro, bravissimo. Purtroppo è solo un'illusione ottica. Dai Giglio! Ancora punizione a favore di tutta vista. I giocatori delle Norese stanno diventando sempre più fallosi. Davide! Cambio per la Norese. Sempre Piras che si incarica di battere la punizione per il tutta vista. No, non se ne aspetta. Un altro cambio per la Nuorese, entra il numero 3 ed esce il numero 22. Non vedo l'ora che quest'ombra vada via.
Ecco la terza. Bellissima parata di Salvatore Ruiu. Sono trascorsi 20 minuti, il risultato in favore della Nuorese 2-1. Rimessa per il Tuttavista Caltellini. Mi è sembrato che fosse per il Tuttavista Caltellini, invece no. Dale per esame. Calcio d'angolo per la Nuorese. Lavoro. Non mi dica forse una donna che era più bella di te. Ecco, due volte Salvatore Ruiu. Due volte Salvatore Ruiu ha salvato. Per 2 volte. Bravo il portiere del Tuttavista. Bravo allenatore della Nuorese! Le capisci degli altri! Coglione! Ma che tu ha? Dai ancora, accelera! Punizione. Arbitro, sei di parte! Allenatore, perché non butti il pallone adesso? Così! Perché non proteggi adesso? Sei di parte! Che fai il dentro? Non gli ha preso risposta. Palla al centro, attenzione. Non è riuscito il giocatore della Nuorese. Dove Salvatore Ruiu lancerà questo pallone più forte, lontano possibile. E a Chirurgo pure. Punizione ancora per il Tuttavista. Rimessa per la Nuorese, sono trascorsi 23 minuti. Risultato ancora in favore alla Nuorese 2-1.
Nuorese ha ancora aumentato il vantaggio. Tre a 1 il risultato rotondo per adesso da parte della Nuorese. Al 25esimo ha segnato di nuovo la Nuorese 3 a 1. Occasione sfumata ancora per la tutta vista. Speriamo che vada via questa ombra. Purtroppo mi sa che finisce prima la partita prima di andarsene l'ombra. Allora 26esimo del secondo tempo, risultato 3 a 1 per la Nuorese su tutta vista Caltellini. Rimessa non ti lascia anticipare, madonna. Guarda qua Simone! Ma porca miseria, tutto si incontrare. Spazio, no?
29esimo. Aiutami giù! Cosa? Sta fatto? Foto divertita! Insomma, che di trovate di quando ha fatto la Trentesimo, un quarto d'ora alla fine del tempo regolare. 3-1 il risultato in favore della Nuorese Calcio. Calcio di rigore per la Nuorese, finisce con una goleada questa partita, troppo. Calcio di rigore per la Nuorese per fallo di mano in aria. Calcio di rigore, vediamo se il giocatore, il nostro portiere Salvatore Riossi, riuscirà ad evitare anche questo gol. A 1 il risultato, un po' bugiardo questo risultato, però 4-1 il risultato in favore della Nuorese sul tutto a vista. Il 33esimo, la Nuorese ha portato a 4 le gol. Il Nuorese che ancora non è paga, continuano ancora a attaccare nonostante i 3 gol di differenza. Punizione per fallo su Giovanni Cadao.
Vediamo se tutta vista con questa punizione riesca a accorciare le distanze. Vabbè, recupero magari su posizioni. Tutte le ultime regate non più. Lo scambio. Fine. 35esimo del secondo tempo, vediamo cosa ne esce fuori. Per poco non fa autogol. Calcio d'angolo per il tutta vista. Norese fa ancora un cambio. Corri Mauro, corri! I giocatori protestano per la perdita di tempo per questa sostituzione. Vediamo cosa ne esce fuori con questa calcio d'angolo. È stato sempre di calcio d'angolo che Giovanni Cadao ha segnato il suo gol. Vediamo se anche questa volta riuscirà. Nulla di fatto, palla fuori. Tutta vista non si arrende mai. Tutta vista non si arrende mai. Ancora un calcio d'angolo. Tutta vista abituato a questi recupero. Mi ricordo una partita col San Nicola Rozzieri, si perdeva come qua e poi si è anche vinto. Però trentottesimo minuto, risultato 4-1 per il per l'Anorese sul tutta vista Caltellì.
non fa vedere l'azione proprio, si abbassa per vedersi il giocatore, brucia quelli che sono al sole. Adesso ha cominciato a espandersi. Forza Torres! Olvia, scorda il palo! Forza Nero! Entra il numero 17, Bette. Ed esce Giovanni Cadao. Un giocatore di esperienza, un giovanissimo. 40esimo, risultato 4-1. Lo sapevamo che era difficile affrontare queste ultime 3 partite di campionato. Alghero, Nuorese, Usinese, tutte squadre prime in classifica, e con i giocatori squalificati ancora peggio. Quello che ha pesato di più è l'assenza di Mattia. Minuti alla fine del tempo regolare. Vedi, quando aumenta la luce non si vede, quelli che sono alla luce vengono bruciati. Ancora cambio per la tutta vista. Ormai esce Mastio, entra il numero 16. Sì, però manca dall'andata. Il Nuorese entra il numero 2 ed esce il numero 4. Purtroppo non si può permettere di perdere questa partita o pareggiare, doveva per forza vincere, se no veniva raggiunto dall'Alghero. Si trova a 2 punti, già ha perso con la Macomerese in casa, e quello è stato un bel passo falso per la Nuorese. Nessuno si aspettava che la Nuorese perdesse la partita in casa, ma la Macomerese è stata bravissima a superare i padroni di casa della Nuorese. Calcio d'angolo per tutta vista. Vediamo se tutta vista saprà accorciare le distanze, almeno un gol.
pochi secondi alla fine del 45esimo. La Nuorese in avanti, ancora non paga. Finalmente alla parte centrale non c'è più il sole, si possono vedere i giocatori tutti uniformi. Purtroppo la Nuorese ha dimostrato di essere una squadra costruita per vincere il campionato. Oggi sembrava che si poteva giocare alla pari sul tutta vista, ma visto il gol, le parate di Ruiu e tutto quello insieme, a parte una traversa di tutta vista, poi non si è visto nient'altro. Non bisogna negare che la Nuorese è più forte, i giocatori qualcuno anche di altra categoria, ma a tutta vista combatte alla grande, non si meritava questo risultato sicuramente. Doveva essere un risultato molto più stretto, non così largo. Sono trascorsi già 3 minuti dalla fine del secondo tempo. No, 3 minuti. 3 minuti di recupero già. 3 minuti di recupero sono stati già fatti. Siamo al 48esimo e 30. A chi? Azione sprecata ancora, ormai è finita. 4 minuti sono già trascorsi oltre il tempo regolare. 4-1 il risultato, molto largo per la Nuorese, forse manco loro ci credevano. Vincere sì, ma 4-1 è un pochettino pesante. Anche perché tutta vista è una squadra viva, è una squadra che lotta, una squadra che ci può sorprendere sempre. Bravo Andrea, dalla!
Bravo il difensore di tutta vista che riesce ad arginare l'attaccante. Fuori gioco del giocatore di tutta vista. È finita la partita 4-1. Alla prossima. Ciao ciao. Oh io, partito. Siete spazio. Ah, io ho giocato. Superiore. L'ultimo 20 minuti. Manca fatto circolare. Ciao Gio. Melone ha preso per giornata di squalifica, dovrebbe giocare la prossima. Lanorese ha vinto 4-1. Vediamo un bello scontro. È utile. Però sai, hai visto? Quindi Bravi comunque, bravi giocatori di tutta vista, hanno sudato nel campo. Non ne si può riproverare nulla, purtroppo la Nuorese si è dimostrata più forte. Quando si vince tutti sono contenti, purtroppo non si può sempre vincere. Pubblico delle grandi occasioni qui a Salvatore Noriga di Valtellì.
condivide più la Nuorese in questo caso. Dimmi il solito, sono in diretta, ma tu giri, giri per questo. Se mi cercano, sì. Tu sei di Nuoro. La Nuorese non vuole manco le dirette, che per quello. Presidente! Presidente! Gianni, oh Gianni, vuoi dire qualcosa? No, vuoi dire qualcosa che ti riprendo? Mettiti là. Aspetta, si dovrebbe sentire. Aspetta, per essere sicuro fai così, guarda. Mettiti la cuffia. Beh ragazzi, alti piedi. Dai. Hai registrato? Senti, vedi, segna che parla. Tre punti importantissimi in un campo assolutamente non facile. In gamba, sono stati un punteggio abbastanza largo, bisognava recuperare per forza la partita persa. Sicuramente venivamo da un pareggio, una sconfitta in casa che ci ha messo un po' in difficoltà. Però ho visto che i ragazzi hanno reagito bene, quindi hanno dimostrato ampiamente di meritare la posizione. Cazzo, io non sento quello che dici tu, però tu parli qualcosa. Pubblico comunque numeroso, corretto, che se ne dica, due squadre che hanno cercato sempre di giocare a pallone, quindi una bella partita. No, si vede che la squadra è costruita per fare il salto di categoria, sì. Anche se ci sono le concorrenti. Ci sono concorrenti come l'Alghero, l'Usinese, l'Amacomerese stessa, la Lanteri, anche l'Amacomerese. Sono squadre costruite bene. Non è costruita quello che ci tiene più è l'Alghero. L'Alghero anche oggi ha vinto. Anche oggi ha vinto l'Alghero fuori casa, quindi credo che ce la giocheremo con Alghero e Usinese. Ma soprattutto con l'Alghero io penso. Adesso l'Usinese ce l'abbiamo domenica in casa e l'Alghero fra qualche domenica dobbiamo andare lì. Vediamo. Prima c'era anche il Signori che è una bella squadra. Sì, anche il Signori costruito. Il Signori ha mollato. Ha mollato un po', però una squadra giovane può sempre riprendere senza problemi, ha un paio di elementi importanti. Quindi ce la fa. Allora in bocca al lupo alla Nuorese, dai. Crepi. Aspetta da voi. Ok, grazie.